Il giusto equilibrio tra mente e corpo. Conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici@gmail.com. Bene amici, come promesso nella puntata precedente in cui abbiamo parlato dell'epidermide e delle sue proprietà, oggi andiamo a parlare di quelli che sono i mezzi del drenaggio cutaneo. Innanzitutto, che cos'è? Beh, il drenaggio cutaneo consente di provocare grandi eliminazioni mediante la sudorazione. Vedete, la rieducazione di una pelle, chiamiamola chiusa, è talvolta alquanto lunga, cioè occorre un po' di tempo, però vale la pena comunque sempre di intraprenderla. Ad esempio, in caso di febbre, non avviene forse che la nostra forza vitale si serva appunto della sudorazione per liberare l'organismo da un eccesso di tossine? Molto spesso ne abbiamo parlato che quando abbiamo un'influenza, soprattutto la febbre, il corpo cosa fa? Alza la temperatura corporea in modo da poter aumentare la circolazione sanguigna e far sì di poter bruciare mediante il calore e la sudorazione che fa fuoriuscire quelli che sono i nostri virus influenzali. Oggi adesso andiamo a vedere anche quelle che sono le frizioni a secco. Che cos'è? Dunque, la frizione innanzitutto è uno dei migliori procedimenti per andare a rieducare la pelle in modo tale che ci ripermette di poter risudare. Quindi cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere un guanto di crine oppure anche una spazzola per frizioni o magari un tessuto ruvido che si va a fregare la pelle su tutte le grandi superfici del corpo. Diciamo che questo si fa preferibilmente al mattino appena ci si alza e è un procedimento che deve durare parecchi minuti. Naturalmente la forza da usare dipende dall'abitudine e dalla sensibilità della pelle. Voglio dire, non dovete arrivare a provocarvi del dolore e farvi del male, bisogna avere una spazzolatura adeguata. Naturalmente le prime sedute che voi dovete fare sono generalmente brevi e le frizioni sono leggere. Naturalmente a mano che vi abituate le sedute si prolungano e quindi la frizione si può fare sempre più energica. Però naturalmente coloro che non abbiano mai sperimentato quello che è il concetto di frizionamento, potete recarvi, ad esempio nel nostro centro noi lo facciamo, queste sedute di frizionamento in modo tale da andare a rieducare la pelle, anche poi dopo tramite l'utilizzo di riflessologia plantare e del linfodrenaggio, perché così andiamo a ristabilire. Però se è la prima volta che la fate, il mio consiglio è sempre quello di recarvi da un professionista in modo tale che vi spieghi e vi illustra almeno le prime sedute come si deve fare. Naturalmente questo frizionamento cosa serve? Beh, innanzitutto va a stimolare quelle che sono le terminazioni nervose e di conseguenza cosa fa? Va anche a stimolare il metabolismo della pelle. Perché vedete, l'accelerazione delle funzioni cutanee si evidenzia soprattutto attraverso la circolazione e quindi cosa succede? Che la pelle si arrossa rapidamente. In più va a facilitare la desquamazione delle cellule morte e nel caso di una frizione però vigorosa risulta ben visibile il distacco di piccoli residui di pelle, soprattutto se ci si friziona rimanendo in piedi o magari su un telo di un colore scuro che vi permette di vedere, diciamo, le cellule morte della pelle che praticamente si staccano. Quindi mi raccomando, questo è importante, ma è importante anche il discorso di esercizio fisico, perché la produzione di calore attraverso l'organismo viene nettamente aumentata nel corso di un'attività fisica. Sappiamo che se ci muoviamo tendiamo a sudare e ogni contrazione muscolare ha come conseguenza la combustione di sostanze energetiche, le quali vanno a sprigionare un certo numero di calorie. Più l'esercizio è intenso e sostenuto, più il calore prodotto è rilevante. Quindi, come abbiamo visto,
La pelle è un regolatore termico, perché il sudore eliminato nel corso dell'esercizio è molto più copioso e carico di tossine di quanto non lo sia normalmente. Questo perché? Perché le attività fisiche vanno a stimolare energicamente il metabolismo e il ricambio. Quindi non ha importanza il genere di attività fisica che voi scegliete. L'importante è che questa produca un'abbondante sudorazione. Potrà quindi trattarsi a seconda dei gusti individuali di uno sport che può essere una breve corsa piuttosto che magari una camminata anche un po' più intensa, che è anche meglio. Comunque ricordatevi sempre che una cosa, se l'attività si svolge al sole, la traspirazione naturalmente è più rapida ed è un altro modo per mantenere il più possibile il calore contro il corpo. Sta come nel vestirsi con indumenti adatti. Questo ovviamente però legato più ai fenomeni invernali, in modo tale che voi avete sempre un certo grado di temperatura all'interno. Quindi nel momento in cui la sudorazione comincia, si proseguirà ancora l'esercizio fisico per un tempo più o meno lungo, a seconda della resistenza individuale. E questo serve sempre per favorire una buona eliminazione cutanea. Ed è sempre indispensabile, quando la traspirazione sia finita, fare una doccia per liberarsi la pelle dai residui eliminati. Mi raccomando, non fredda, perché non dovete avere uno shock termico, ma di avere comunque magari un'adeguata temperatura. Ed ora parliamo del bagno di vapore. Il bagno arabo di vapore, l'hammam, è basato sugli stessi principi della sauna, con la differenza che la temperatura è meno elevata e la durata del bagno è maggiore. Sappiate che poi è seguito spesso dal massaggio. E cosa succede? E che cosa significa? Significa che nell'organismo, durante appunto una seduta, va a contatto con il calore e sono i suoi vasi che si dilatano, il sangue sale alla superficie, i pori si aprono ed eliminano un sudore carico di tossine. Di fatto è che l'organismo che apre le sue porte per evitare di accumulare troppe calorie. Il contatto poi con l'acqua fredda che viene ogni 5 minuti a secondo di quello che è la necessità, costringe l'organismo a reagire in direzione opposta, quindi i pori si chiudono, i vasi si contraggono e il sangue viene respinto in profondità. Il beneficio della sudorazione, appunto dovuta a questo vapore caldo, si aggiungerà al beneficio di un'intensificazione del ricambio metabolico dovuto appunto poi all'acqua fredda. C'è anche un bagno d'acqua calda a domicilio che è molto semplice e facile da attuare in casa, però questo seguirà più in là. Adesso diamo appunto queste indicazioni per sapere che sia con un modo o con l'altro, specialmente con il bagno di vapore, viene effettuata una depurazione non solo della pelle ma anche del sangue. Con questo è tutto, l'appuntamento è per la settimana prossima, dove andremo a parlare di quelli che si chiamano gli impacchi caldi. Grazie e alla prossima settimana. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Bentrovati amici, l'altra volta abbiamo parlato di Gemini, però mi sono reso conto che era opportuno dare una piccola premessa di cos'è l'intelligenza artificiale e di come funziona. Allora, partendo dal presupposto che noi abbiamo fatto varie rubriche sui pericoli dell'intelligenza artificiale, perché si sa, quando si sviluppa qualcosa di nuovo, la prima cosa che fanno è poterlo utilizzare in modo illegale o in modo scorretto. Però è anche opportuno sapere che l'intelligenza artificiale ormai, come vi dicevo l'altra volta, sta pian piano andando a sostituire i motori di ricerca. Infatti, se
Se andate su Google e digitate una qualsiasi parola che state cercando, noterete che sotto trovate un piccolo riassunto scritto da Gemini. Quindi la domanda è: quale intelligenza artificiale utilizzare oggi, visto che è presente addirittura in WhatsApp? Non so se avete visto che ultimamente c'è una piccola sfera luminosa, rotonda, piccolo cerchiolino, dove è possibile, almeno arriverà anche lì, varie funzioni. Allora, quale utilizzare oggi è una bella domanda. Naturalmente ChatGPT è stata una delle prime, ed è quella comunque più famosa. Poi abbiamo l'intelligenza artificiale di Gemini, che è anch'essa molto valida, e poi abbiamo Copilot, che è l'intelligenza artificiale della Microsoft. Apple sta sviluppando anche lei la sua intelligenza artificiale, però purtroppo è in ritardo, e anche a causa di sia in ritardo suo, poi a causa anche di alcune limitazioni a livello europeo, arriverà più tardi. Però andiamo con ordine. Avendole provate tutte, posso dirvi questo: secondo me la migliore è quella di Google, ovvero quella di Gemini. Quindi come funziona? Basta avere un account Google, che penso che tutti voi più o meno l'abbiate, e innanzitutto è gratuito, e basta recarsi sul vostro store, che abbiate un iPhone o che abbiate un telefono Android, scrivere Gemini e scaricate questa applicazione. Come funziona? È un assistente virtuale, quindi è una chatbot, ovvero è un meccanismo che cerca di rispondere in maniera più simile all'umano, mostrando anche alcuni momenti di empatia per darvi la risposta più corretta possibile. Però attenzione, è qui che voglio arrivare. L'intelligenza artificiale è utile dal punto di vista per dire: facciamo un riassunto. Esempio, state leggendo un articolo molto lungo, potete copiare il link, incollarlo all'interno di Gemini e dirgli: fammi un riassunto, e lui ve la sintetizza. Ma attenzione però, quando gli chiedete qualcosa non prendetelo come oro colato, perché purtroppo lui cerca di darvi la risposta migliore alla vostra domanda. Se volete che vi dia delle risposte corrette, è opportuno dirglielo. Quindi dovete dirgli, esempio, Gemini, voglio un riassunto sullo sbarco di Cristoforo Colombo nelle Nuove Americhe, voglio un riassunto però di tot pagine, ma da fonti affidabili o fonti dettagliate. Infatti i famosi Tolkien, che sarebbero praticamente o prompt, sono delle parole chiave che gli dovete dare in modo tale che lui abbia bene recepito quello di cui avete bisogno, perché ripeto, non è un essere umano, in poche parole è un algoritmo che risponde. Quindi per avere piena fiducia e controllo di quello che lui dice è opportuno educarlo perfettamente bene. Gemini, come tutte le altre intelligenze artificiali, i modelli base, che vanno benissimo per l'uso che facciamo noi tutti i giorni, sono gratuite. Naturalmente, se volete che realizzi delle immagini ancora più particolari, che realizzi ancora più tutto in maniera affidabile, naturalmente bisogna pagarlo mensilmente. Non so dirvi quant'è, comunque questo è un altro discorso. Io penso che comunque la versione base sia la migliore. Naturalmente coloro che hanno già un Samsung S25 Ultra hanno già questa potenza, o abbiano comunque un telefono magari addirittura quelli realizzati da Google, hanno già questa potenza di vedere, perché tra le altre cose c'è anche Google Lens, che è importante. In poche parole, voi mettete una fotografia all'interno di questo software e lui riesce a dirvi esattamente in un soggiorno quali sono i prodotti, dove li potete trovare, tutto quanto. Quindi l'intelligenza artificiale servirà ad alleviare quello che è il lavoro umano, ma non a sostituirlo. Quindi mi raccomando, prima di affidare compiti, esami scolastici o tutto l'altro a ChatGPT o a Gemini o qualsiasi chat che volete utilizzare, cercate sempre prima di vedere se non ci sono degli errori. Quindi leggetevi dei testi e poi fatevi fare dei riassunti per vedere se può essere utile. Grazie come sempre per essere rimasti con noi. L'appuntamento è per la settimana prossima. Omar dropped it. Stai ascoltando Radio